Prontissimi per una nuova puntata di Giovedì a Corte. Oggi parleremo di pesca a 360 gradi, pesca sportiva con Salvatore Garrucciu di Garbaran Fishing. Ci vediamo tra pochissimo, restate connessi. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Noi della iCars SRL siamo presenti nel settore automobilistico da oltre 30 anni. Offriamo ai nostri clienti un pacchetto di servizi integrati nel settore automobilistico completo e all'avanguardia, quali officina meccanica, revisioni, centro assistenza pneumatici. Ci trovate a Sassari in via Monte Zebio. Pelle Hermosa, cosmetici naturali di Sardegna. Con Mr. Home pensiamo al tuo comfort e alla tua sicurezza. Interventi di installazione, manutenzione e assistenza su tutti i prodotti pellet, legna, gas, gasolio e qualsiasi apparecchio di climatizzazione. Eccoci qui, Salvatore, benvenuto. Buonasera. Benvenuto qua, nostro ospite, insomma. Quale onore. Diciamolo subito, noi ci conosciamo già da tempo, insomma, da qualche anno, quindi devo specificare questa cosa. Infatti anni fa ero passato nel vostro negozio, tuo e di Gianni Brandano, nel porto turistico di Castelsardo, perché dovevo realizzare un paio di servizi sullo spinning del Barracuda. Sì. Non so se ti ricordi. Sì. L'ho fatto a Castelsardo e a Stintino. Abbiamo fatto 2 prove di fronte allo specchio acqua che abbiamo davanti al negozio per vedere il rolling del long jerk. Ok, erano artificiali adatti per il Barracuda e mi avete consigliato a grande i servizi, alcuni sono ancora su YouTube che girano, sono andati benissimo. Bene, ci fa piacere. Come avete fatto con me, so che fai con tanti altri clienti che passano da voi. Sì, diciamo che noi abbiamo la fortuna di avere una location particolare, nel senso che il nostro negozio è all'interno del porto turistico di Castelsardo e ciò ci permette a 5 metri dal negozio, cioè attraversando la strada, di avere di fronte l'acqua del mare, quindi questo ci permette di fare provare degli artificiali, farli gli artificiali anche vedere... soprattutto, che è un po' la mia tecnica, esatto. Lo dico per gli amici che fanno spinning. Soprattutto perché sono cose molto particolari e delicate, per cui magari c'è chi preferisce un artificiale lungo o corto, vuole vedere come si muove e diversa cosa è vederlo piuttosto che sentirselo semplicemente dire, ecco. E questa è una fortuna. C'è una base operativa già a Castelsardo, che è un posto stupendo, e in più proprio di fronte allo specchio d'acqua del porto per le prove, le cose. Siamo all'interno del porto turistico. Benissimo. Ricordiamo nel negozio è un piccolo grande negozio, perché c'è l'essenziale per tutte le tecniche di pesca. Sì, noi Castelsardo è un posto che è un posto di pescatori. Eccolo qua intanto il negozio, sì, eccolo qua. È un posto di pescatori, è un paese dove la passione per la pesca è molto diffusa e fortunatamente praticata. Quindi durante tutto l'anno, anche d'inverno, abbiamo dei pescatori che si dedicano alla pesca del calamaro, come in questo periodo, alla traina col vivo, l'artificiale, il bolentino, le pesche in verticale
con gli artificiali quali il vertical, lo slow pitch, insomma c'è di tutto, si pratica un po' di tutto con sì. i vostri consigli. Tra l'altro prima abbiamo parlato dello specchio d'acqua, che essendo al porto di fronte, io mi ricordo qualche scena, ma più di una, di gente che arriva con il gommone, lanciami 3 tottanare, poi passa. Beh sì, nel nostro paese siamo 5.000 persone, quindi c'è un rapporto bellissimo, molto amichevole, quindi ci urlano dall'altra parte che magari gli serve un'esca e noi gliela avviciniamo. Perfetto. Senti, clienti che diventano anche amici, e uno di questi volevo subito citarlo perché questa settimana è successo una grande, un grande evento. Abbiamo fatto il botto. Fatto il botto perché Fabrizio Spezzica, che è un amico ormai di Garbrandt Fishing, ha preso un pesce incredibile. Sì, forse abbiamo anche delle foto, adesso la regia le manda, quindi un pesce. Sì, Fabrizio questa settimana è stato giustamente premiato. Eccolo qua, perché ha fatto un pesce, come vedete non ci sono prospettive perché ce l'ha sdraiato addosso, eccolo qua, eccessivamente pesante, ricciola di 45 kg, un pesce mia, fatto all'aspetto, insomma un pesce vero. Ci ha creduto, mi dicevi, sì, ci ha creduto molto, arriva dopo una serie di entrate in acqua dedicate esclusivamente all'emozione di un pesce di un certo tipo, ecco, quindi lasciando perdere l'utilizzo dei fuciletti, sì, lasciando perdere il pesce di tana, il pesce da carniere, ecco, e dedicandosi esclusivamente alla ricerca di un pesce emozionante. Quindi c'è stata un'escalation perché ha fatto qualche settimana fa un bellissimo dentice di 4-5 kg, la ricciola la settimana scorsa di 12 kg e insomma l'altra mattina mi ha chiamato che non riusciva a parlare, io sono sceso al porto e non riuscivo a parlare neanche io, ero peggio di lui. Un pesce incredibile. Fantastico, qua vediamo qualcos'altro, questa però è un'orata che ha fatto. Qua ci sono le foto, ecco, dei vari amici di Garbrandt, sì, qua, questo Andrea, incredibile qua, ecco, Gianni, vediamo Gianni e Paolino e via. Insomma, catture grazie ai vostri consigli, tutte queste qua. Beh, ecco, Antonio, non prendiamoci questi meriti, però noi ci proviamo, abbiamo la sfortuna di essere prima dei commercianti, degli appassionati di pesca e quindi insomma ci siamo dentro tutto. Dai, ecco. visto che dai consigli, diciamo, a qualcuno che inizia con qualsiasi tecnica o che da terra, qualche spot qua nel Golfo dell'Asinaro, vicino a Castelsardo, dove puoi iniziare? Con uno spinning, una pesca a fondo? Beh, noi vicino a Castelsardo abbiamo il Coghinas, la foce del Coghinas di Valedoria, che è uno spot iper frequentato dai pescatori a spinning, perché si va a cercare ovviamente la regina della pesca a spinning, pescata anch'io, ragazzi, che è la spigola, certo. Poi diciamo che la nostra scogliera, tutta la scogliera di Castelsardo, aiuta molto per conformazione del fondale, per frequentazione del pesce di mangianza, la pesca ai predatori del mare, quali i barracuda, i pesci serra, le lecce, da fare con i saltwater, i VTD, insomma. Posso consigliare un piccolo itinerario? Assolutamente. Allora, pesca dove hai detto tu, tipo a Castelsardo, dalla scogliera magari sotto il castello e quei posti lì, fino all'imbrunire si fa il tramonto, un pelo di notte per i barracuda così e poi a mangiare un ottimo piatto nei ristoranti di Castelsardo. Assolutamente. È una giornata incredibile di pesca così, Diciamo che è un bel programma. Benissimo, è un programma interessante. Senti, abbiamo parlato di Gianni Brandano, tuo socio. Sì. Giusto? Che oggi non è potuto essere qui perché siete ancora in piena stagione. Sì, l'abbiamo lasciato in negozio, lui è il più anziano, non è adatto a fare questi tragitti in macchina. Hai ragione, lui sì, deve stare tranquillo. Però ci teneva a mandare un messaggio anche molto importante, abbiamo un videomessaggio e lo mandiamo subito. Prego regia, agevolare Gianni. Ciao Fabio, buonasera. Mi dispiace non essere lì con voi, ma per motivi di lavoro, essendo ancora in alta stagione, tocca stare qua a lavorare nel negozio. Volevo approfittare solo un minuto per sollevare un tema che a me sta molto a cuore, il discorso legato al rispetto del mare. Non solo nel lasciare puliti i posti dove ogni volta andiamo a pescare, sia da terra che dalla barca, quindi sacchettini di plastica, sigarette, la scatola delle esche, eccetera, ma soprattutto anche il rispetto nelle taglie dei pesci. Se vogliamo lasciare ai nostri figli la nostra stessa passione, il nostro amore per il mare, diamo loro la possibilità di poter avvicinarsi al mare come?
rispettando appunto anche la misura dei pesci. Quindi stiamo attenti e diamo il tempo ai pesci di potersi almeno riprodurre una volta, quindi stiamo attenti alle misure, anche perché sono riportate ovunque. Se vogliamo poterci informare, ovunque noi andiamo a vedere le misure consentite dalla legge, almeno rispettiamo quelle, ragazzi. Buona serata, un saluto a Casselsaro. Parole sante Gianni, parole sante Salvatore. Assolutamente. Il mare va rispettato, ma anche se si vai a pescare con la cannetta da riva non c'è bisogno di... Assolutamente sempre rispettato. sì. Noi è ormai da anni che ci battiamo per cercare di far capire, soprattutto ai più giovani, perché ci teniamo molto alla nuova scuola dei pescatori, sì, che l'emozione del pesce deve essere limitata alla cattura. Dopodiché non per forza di cose deve essere ucciso senza alcun senso, certo, né alcun motivo. Ecco, questo ad esempio qua delle immagini adesso, di Gianni subacquea, esatto, questo è Gianni in azione. Sto guardate, vedendo dietro di te questo video che sta guardando dei fantastico, pesci. Una delle scene più belle che si possono osservare poggiati sul fondo, un branco di ricciole che non vengono sparate perché già appaga l'occhio. Quelle erano salpe, le ricciole forse escono adesso, eccole qua, queste sono ricciolette, vero? Lì è rimasto talmente qua non incantato, riesco sì, è la bellezza che non ha neanche sparato, per esempio, me la l'ha detto bellezza lui, della che natura. non ha Queste sparato. sono, sì, esatto, eccole qua, vedi le strisce Le sugli voleva occhi, solo filmare. ora riesco a vederle, sono ricciole bellissime e non le spara perché l'appagamento del pescatore è anche questo. Certo. Mi ricollego un attimo a Fabrizio, che abbiamo visto prima l'immagine spettacolare di questo pesce assurdo di qualche giorno fa, perché Fabri, oltre a essere uno dei nostri membri del nostro team di pesca subacquea, occupa anche un posto speciale nel nostro cuore, perché è un carissimo amico, ma soprattutto perché è la scelta che Fabrizio ha fatto, la scelta che ha sposato di selezionare la taglia. Sì. Questa è una cosa importantissima perché, come diceva Gianni prima, se vogliamo continuare a godere noi per primi, ma soprattutto a lasciare ai nostri posteri, a chi verrà dopo di noi, i nostri nipoti, i nostri figli, un briciolo di passione, un briciolo di desiderio di trovare una preda come quella di Fabrizio, ecco, dobbiamo rispettare una riccioletta di 1 chilo, giusto, perché è proprio quella che può diventare una ricciola di 50 kg. Dobbiamo sperare che lo diventi. Assolutamente. Ecco. Fammi però aggiungere anche 2 cose, una sulla varia sporcizia, se si va con 2 birrette o 2 cose si rimettono nello zaino, ragazzi, mi raccomando. Assolutamente. O se si va in barca, qua come Gianni che sta facendo, qua è un recupero di un dentice dalla barca preso a traina, le cose vanno tenute in barca e poi si buttano a casa. E poi, importante, ci sono anche delle leggi, ricordiamolo, per la pesca sportiva sono 5 kg di pescato totale, oppure una preda anche da 40 che supera, kg. esattamente, E basta, quindi, che supera il benissimo, totale. Qua in questo caso Gianni ha tirato su un denticciotto che potrebbe già essere una cosa una preda giornaliera, infatti lui poi prende la barca e se ne torna in porto. A posto, finito, abbiamo raggiunto lo scopo. Voglio dire, cosa vuoi più di così? Quale più bella sveglia di un dentice e poi tornare al lavoro? Un dentice del genere, sì. Senti, tu a Sagre Feste quest'anno sei riuscito ad andare da qualche parte o eri in negozio impegnato? Durante l'estate io non riesco a frequentare, troppo. No, perché finiamo abbastanza tardi, però diciamo che sono un appassionato della vediamo se adesso un po' con l'autunno si può ripartire. Assolutamente, qualche evento. Per esempio, da segnalare, questo weekend inizia Autunno in Barbagia. Salvatore, grandissimo evento, eccolo qua, Autunno in Barbagia, il 7-8 settembre, il primo paese è Bitti. Splendido. Fantastico paese, bellissimo, sì, assolutamente, ci siamo passati per anni facendo il giro in moto della Sardegna. Benissimo, Bitti e poi Autunno in Barbagia, lo sappiamo, tradizioni, cultura, enogastronomia, è una grandissima kermesse, 7-8 settembre inizia Bitti. Tutte le informazioni sulla pagina Autunno in Barbagia e poi via un altro qua vicino a Chiaramonti. Un evento di birra, so che ti piace la birra, non ti faccio neanche la domanda. Assolutamente sì, a chi non piace. Mi ricordo anche il tuo matrimonio, lasciamo stare come qua abbiamo la moglie anche testimone, ma forse era già in camera quando noi era già via. Vabbè, basta così, andiamo a Chiaramonti a bere un po' di birra, Notte di Luppolo. Notte di Luppolo questo fine settimana, 7 settembre, a Chiaramonti, c'è l'evento Facebook per tutte le informazioni, ci saranno 4 birrifici, l'evento Facebook Notte di Luppolo, ok?
Va bene? Possiamo andare Ci saremo. Facciamo una pausetta, andiamo un po' in pubblicità. Perfetto. Intanto Sì. ci vediamo ancora qualche immagine noi qua di pesca subacquea e dalla barca. Perché no? Un po' di pubblicità e poi siamo ancora qui con Salvatore. Con Mr. Home pensiamo al tuo comfort e alla tua sicurezza. Interventi di installazione, manutenzione e assistenza su tutti i prodotti pellet, legna, gas, gasolio e qualsiasi apparecchio di climatizzazione. Pelle Hermosa, cosmetici naturali di Sardegna. Noi della iCars SRL siamo presenti nel settore automobilistico da oltre 30 anni. Offriamo ai nostri clienti un pacchetto di servizi integrati nel settore automobilistico completo e all'avanguardia, quali officina meccanica, revisioni, centro assistenza pneumatici. Ci trovate a Sassari in via Monte Zevio. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Rieccoci qui con Salvatore. Permettimi una cosa alla ripartenza, una comunicazione interna. Ricordo qua alla Galleria Commerciale, proprio su questo palchettino, martedì 10 settembre ore 18:30, la libreria Mondadori, che è proprio qua di fronte a noi, presenterà, ecco qua la pagina Facebook della libreria Mondadori, presenterà il libro di Pier Giorgio Pulisci, ho detto giusto con la X, Salvatore, Pulisci, Sì. L'isola delle anime, ok? Quindi grande evento martedì 10 settembre. Ricordo invece nel centro commerciale a Piazza Italia continuano le sorprese. Se hai la Fidelity Card ricevi subito un buono sconto del 30% e se non hai ancora fidelizzato scarica l'app, registrati e utilizza il tuo buono sconto del 20%. Te capì come si dice a Castelsardo? Ok, comunicazioni di servizio fatte. Allora, Salvatore, abbiamo parlato di tecniche di pesca, del vostro negozio, dei consigli, dei record che sono stati fatti, ma una cosa molto importante che voi fate già da anni sono gli eventi, i raduni di pesca. Sì, E quest'anno subito, io lo so già, la data è quella del 9 novembre, abbiamo anche un cartello, partiamo Sì, subito. assolutamente. La gara di pesca al calamaro. Eccolo qua, gara di pesca al calamaro, la data è il 9 novembre, tutte le informazioni, il numero che vedete è WhatsApp di Salvatore, potete tranquillamente whatsappare con Salvatore, Assolutamente. se no è la pagina Facebook di Garbran Fishing. Allora, il 9 di novembre è la data un attimino che è Sì, scelta quasi ufficiale ormai. È diciamo quasi ancora- ufficiale, diciamo che la sposteremo, speriamo di no, in caso di maltempo, o comunque e di tutto. impossibilità di praticare il mare. Ecco. Senti, voi l'avete sempre organizzata, forse questa è la prima con un certo livello, perché poi spiegheremo perché, però è anche la prima, proprio per questo, quindi possiamo chiamare il primo raduno di pesca al calamaro, perché volete, un messaggio importante che voglio mandare, oltre che dalla barca, farlo anche da riva, quindi un aging da riva. Sì, questi anni la pesca al calamaro si è evoluta abbastanza, soprattutto i pescatori da spinning, i pescatori di terra hanno iniziato a frequentare molto la notte, appunto, per insidiare questo pesce particolarissimo. Ecco qua, intanto vediamo le totanare, poi le vedremo che ce le hai anche portate. Sì, qualcuna sì, e lì vogliamo provare a coinvolgerli, Ok. ecco, vogliamo provare a fare una garetta in amicizia, coinvolgendo quelli che sono gli appassionati dalla pesca al calamaro, dalla barca, che Sì. Castelsardo ne è pieno, siamo un popolo di calamaristi per eccellenza, però sì. vorremmo anche, ci piacerebbe anche coinvolgere quelli che Bene. pescano il calamaro da terra, Bene. che hanno l'impossibilità di muoversi
con un mezzo appunto marino. Benissimo, quindi amici, dalla barca e da riva, i numeri li avete visti, magari li rimandiamo un attimino se riesci Cesare dalla regia, numero WhatsApp di Salvatore, oppure si passa in negozio che si fanno due chiacchiere, eccolo qua, il numero WhatsApp di Salvatore per chiedere tutte le informazioni, quindi sia dalla barca sia da riva, gara di pesca al calamaro, e poi ci sono divertimenti, cose che vi spiegherà Certo. Salvatore. Senti, quest'anno importante perché avete chiuso diciamo un accordo molto importante per quanto riguarda la sponsorizzazione, quindi ci saranno ricchi premi. Sì, abbiamo una sponsorizzazione importante da parte della ditta Scorziello, Sì. che quest'anno vogliamo testare anche noi per primo, come l'abbiamo sempre fatto, i loro nuovi prodotti della Jatsui, una linea di totanare completa che spazia dalle opai alle totanare da egi, le solide da picchetto, insomma una marea di totanare, di colori. Qui. Sì, ve ne ho portato qualcuno. Volevo sfruttare che intanto che ci vediamo queste nuove totanare di Jatsui, nuovo marchio di Scorziello, sono bellissime, io le ho già viste. Intanto che vediamo queste particolari totanare, spieghiamo anche un pochino la tecnica della pesca al calamaro. Allora, ne abbiamo una, prendila pure subito, quella da, ecco, questa è la classica, attenzione, da terra, no? Sì, da questa aging. è la totanara da aging. Spieghiamolo. Chiamiamolo così, lo spinning da terra del calamaro, cioè si usa un'esca artificiale per prendere il calamaro, si chiama aging. Aging, sì. E questa è l'esca principe. Questa è l'esca principe come che funziona comunque come ha questa situazione? forma di gambero, ma viene trainata vedere in favore di questa telecamera, verso avanti con un piombino sotto il mento del pesce, che appunto serve a due funzioni particolari. Sì. La prima sta nel cercare di tenere il cestello con gli ami alto e quindi evitare che si incagli sul fondo. La seconda è appunto quella di simulare la fuga di un pesce verso il fondo, facendo sembrare appunto il suddetto pesce in difficoltà e quindi essere attaccato dal predatore che è il calamaro. Peso che serve anche nel lancio, quindi è un'esca un po' più grossa e ha questo piombo per il lancio. Poi per i meno esperti, ricordiamolo, questi si chiamano cestelli. Questi si chiamano il calamaro cestelli. non abbocca con assolutamente no. Cosa importante durante il recupero del calamaro, durante qualsiasi fase di pesca al calamaro appunto, è la costanza della trazione durante il recupero, perché appunto i cestelli, non essendo muniti di ardiglione come tutti gli ami, nel caso dovesse venire a mancare la trazione continua si slama con facilità, e questa è una delle particolarità ed è anche la bellezza di questa pesca. Poi le totanare, questa in particolare di Jatsui, ha una particolarità anche a livello fotocromatico, diciamo, visivo, queste per vengono prodotte con una lavorazione 3D particolare e vengono rivestite con questa tela fotoluminescente che serve per immagazzinare dei raggi ultravioletti che gli vengono sparati addosso da una pila UV, da una torcia UV, e vengono rilasciati durante l'azione di pesca. La pesca al calamaro, come tutti gli appassionati degli artificiali, è una follia. Ci sono colori dell'occhio, posizionamenti degli occhi, dei cestelli, è fantastica. Vi faccio vedere, ve ne faccio vedere giusto quelle dalla barca, qualcun'altra, diciamo, sì, queste ad esempio sono delle totanare che vengono utilizzate per la pesca dalla barca in due momenti differenti o addirittura insieme, in contemporanea. Diciamo che in assoluto le opai di silicone con il corpo di silicone rivestite in tela dei più variegati colori sono quelle più piccoline e vengono montate molto vicine al trave, perché vengono utilizzate con un movimento particolare che si chiama tataki fishing, molto rapido, e vengono utilizzate durante il giorno. Servono proprio quasi per infastidire il calamaro, che durante le ore del giorno rimane un po' più nascosto, perché rimane un po' più al riparo da predatori che circolano affamati, e quindi si infastidiscono proprio per facilitare la visualizzazione in acqua di questa presenza. Mentre quella quando hanno più fame. Mentre queste invece vengono utilizzate più lontane dai travi, hanno un bilanciamento eccezionale, hanno all'interno una pallina mobile che serve proprio anche a livello sonoro per essere individuate dal calamaro, ma hanno un bilanciamento totalmente differente da quelle che vi ho fatto vedere prima,
perché di per sé stanno in questa posizione, stanno completamente in orizzontale, come un normalissimo pesce. A volte si pesca anche quasi da ferme perché si muovono con la corrente che trovano sotto. Diciamo che anche queste vengono rivestite con delle tele particolari, ruvide, per creare delle vibrazioni particolari in acqua, insomma è una pesca interessante, molto interessante. Bene, senti, queste qua di Jatsui le troviamo da voi nel vostro negozio, tutte le colorazioni, tutti i modelli, da quelle da edging fino a quelle dalla barca. Assolutamente sì. Voi fate anche pacchetto completo perché avete oltre canna mulinello filo, avete anche la pila per illuminare a UV, per caricarle. Sono delle pile frontali, che c'è la luce normale per vedere. Le abbiamo sia manuali che frontali. Perfetto, quindi se vengono da voi trovano Jatsui dalla prima all'ultima Totanara e tutte le attrezzature. Sì, siamo abbastanza attrezzati. Bene, molto bene. Quindi abbiamo scoperto qualcosina in più sulla pesca del calamaro, ricordiamo ancora la gara, le informazioni sulla pagina di Gara Brand Fishing. 9 novembre è la data, eccolo qua ancora il cartello ancora una volta, però non finiscono qui gli eventi perché adesso siamo concentrati su questa del calamaro, però voi fate un annuale di pesca subacquea, ne fate una di Bolentino, e si pensa anche una spinning quest'inverno probabilmente. Sì, l'abbiamo fatta qualche anno fa che ha avuto un buon successo, poi l'abbiamo un po' dimenticata in maniera pigra perché l'inverno è noioso. Sì, bisogna ravvivarlo. E quindi vogliamo un pochettino ravvivarlo e vogliamo viverci queste esperienze di compagnia, queste esperienze di passione vera, insieme a quelli che hanno appunto la nostra stessa passione e il nostro stesso entusiasmo. Bene. Senti, abbiamo parlato di spinning con questa gara qua che probabilmente sarà organizzata dopo quella del calamaro, abbiamo parlato prima, mi hai detto di barracuda, un pesce che fuori da Castelsardo si trova e come divertentissimo. Assolutamente sì. E infatti io ci sono stato e più di una volta. Ci avrei giurato. E ci sono stato qualche anno fa e c'era anche un nostro amico di Kidotech Studio che ha fatto un video su di noi, Giampaolo. Ringraziamo Giampaolo, guardiamoci questo video, la pesca del barracuda a Castelsardo, ragazzi, c'è da andare. Spinning al barracuda, vai, il contributo di Giampaolo. E ringraziamo Giampaolo per questo video, hai visto, ha riconosciuto Castelsardo, Fantastico. Barracuda, insomma ce ne sono tanti a Castelsardo. Sì, ormai è un pesce che frequenta molto le nostre acque, è infestante. È infestante nel senso che no, veramente prendi l'artificiale giusto da Garbrandli al porto, poi si va dietro l'antemurale con la canna da spinning, io penso che da questa stagione è quasi assicurata almeno una cattura, perché ce ne sono veramente tanti. Beh sì, è un pesce oltretutto anche molto aggressivo, quindi oltre ad essere divertente possono essere durante la serata multiple le catture, quindi insomma. Certo. Abbiamo visto un rilascio nel video finale, è una cosa importante da fare anche in mare. Molti nostri colleghi dell'acqua dolce riprendiamo il discorso che abbiamo fatto prima in mare, e che lo faceva Gianni. Sì, è importante vedere il divertimento della pesca come l'atto del pescarlo. Non per forza dobbiamo portarlo a casa, non solo se sotto taglia, ma soprattutto se è, come dire, in esubero. Quindi una volta che l'abbiamo già pescato,
non ci serve, possiamo tranquillamente rilasciarlo, ringraziarlo per averci fatto divertire e ridarlo al mare. E infatti. Senti Salvatore, continuiamo un attimo con gli eventi del fine settimana, uno che un po' riguarda un po' il nostro discorso più o meno, c'è la Sagra del Pesce a Cagliari, quindi bene. ti devo chiedere se ti piace il pesce, se lo mangi. Sì, io lo mangio, anche se diciamo che sono più carnivoro. Abbiamo appena parlato, un pesce ogni tanto dai, sì, un certo, pesce si mangia. Allora, Sagra del Pesce a Cagliari, eccola qua, dal 6 all'8 settembre a Cagliari, al villaggio dei pescatori nel rione Giorgino, quindi pesce cucinato alla cagliaritana, però sarà buono, sì dai, non ho dubbi, sono bravissimi in cucina. Tutto sull'evento, 34esima edizione della Sagra del Pesce, evento Facebook, lì abbiamo tutte le informazioni. Poi velocemente abbiamo la Sagra della Mandorla a Baressa il 7 e 8 settembre, quindi qua dolci a go-go con la mandorla, Salvatore, il dolce ci vuole sempre. Anche qui abbiamo l'evento su Facebook, Sagra della Mandorla, Baressa 7-8 settembre 2019 per tutte le informazioni. E infine a Porto Torres, Suoni e Sapori. Altro grande evento, qua c'è tutto segnato su questo evento nel sito del comune di Porto Torres, eccolo qua, www.comune.portotorres.ss.it, un po' lungo ma lì troviamo tutte le informazioni. È una manifestazione che lega il gusto alla cultura con concerti, insomma una grande kermesse, insomma. Qualcuno ne vedrai? No, non si sa. Dai, siamo quasi a fine stagione, a uno di questi ci potrete andare tu e Gianni. Sì, probabilmente sì. Porto Torres diciamo che è a portata di mano. Ok, dai. Allora, Cagliari non lo assicuriamo. Ecco, Cagliari è un po' lontano, dai. Siamo alla fine del nostro incontro, si è già sgretolata questa mezz'ora, abbiamo visto un po' di immagini, un po' di pesca e tutto. Ricordiamo ancora una volta, allora, gara di pesca al calamaro. Per tutte le informazioni c'è il numero WhatsApp di Salvatore sulla pagina Garbran Fishing, quindi tutte le informazioni, rieccolo qua il numero per chi vuole venire con la barca e per chi vuole venire da riva, perché ci sarà lo stesso giorno sia dalla barca che da riva. In contemporanea, sì. 9 novembre. È ancora in fase di organizzazione per orari, premi, cose. Però ci siamo. In collaborazione con Giazzu, il nuovo marchio di Scorziello. Quindi l'appuntamento è quello, eventualmente l'abbiamo già citato, avete la pagina Facebook per tutte le informazioni. Assolutamente. No? La ricordi, la pagina è il nome del Garbran negozio. Fishing. Garbran Fishing, perfetto, quindi abbiamo... Seguiteci su Facebook, su Instagram, trovate tutte le notizie o comunque, come diceva Fabio, chiamateci senza problemi. O passate anche in negozio e anche. Ogni tanto c'è anche qualche aperitivo lì la sera, non dovrei dire. Troppo spesso. Troppo spesso, ok. Senti, grazie Salvatore per essere stato con noi. È stato un piacere. Vi ricordo, le puntate le potete rivedere sul nostro sito www.sardinianlife.it. Per tutte le comunicazioni la nostra mail è info@sardinianlife.it. Noi ci vediamo giovedì prossimo. Ringrazio Cesare Donati, intanto mi dimentico, Cesare Donati alla regia, Chico Pio alle telecamere. Ci vediamo giovedì prossimo. Ciao! Noi della iCars SRL siamo presenti nel settore automobilistico da oltre 30 anni. Offriamo ai nostri clienti un pacchetto di servizi integrati nel settore automobilistico completo e all'avanguardia, quali officina meccanica, revisioni, centro assistenza pneumatici. Ci trovate a Sassari in via Monte Zevio. Pelle Hermosa, cosmetici naturali di Sardegna. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Con Mr. Home pensiamo al tuo comfort e alla tua sicurezza. Interventi di installazione, manutenzione e assistenza su tutti i prodotti pellet, legna, gas, gasolio e qualsiasi apparecchio di climatizzazione.